Salve a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City, benvenuto Massimo Privitera, ciao. Benvenuto Marco Testoni, ciao a tutti, ben ritrovati. Allora Massimo, ci parli anche degli eventi musicali, quelli che ci sono stati, perché mi sembra che il programma era anche lì molto interessante, no? Di questo Roma Film Music Festival 2024. Molto interessante, perché ogni sera c'è stato un concerto immersivo all'interno degli inaugurati Forum Theater, attaccati proprio ai Forum Studios, gli storici studi dove sono state registrate più di 3.000 colonne sonore e fondati da Luis Bagloff, Piero Piccioni, Armando Trovaioli e Ennio Morricone. C'è stato un omaggio ai 20 anni della scomparsa di Piero Piccioni col figlio Jason Piccioni, poi a seguire Eda Dell'Orso per l'omaggio a Piero Piccioni. Ok, mi sembra di capire che il nome Piccioni è ricorso spesso in questa serata. Io direi però di passare quindi la parola invece a Edda Dell'Orso, che del maestro è stata cantante in più e più occasioni, in più e più film. Quindi se sei d'accordo, caro Massimo, andiamo a sentirci l'intervista che hai fatto a Edda Dell'Orso. Grazie Edda di essere con noi a Soundtrack City. Grazie di avermi invitato. Grazie mille veramente. Ti faccio due domande secche. Intanto, quanto è importante che finalmente in Italia ci sia un festival dedicato alla colonna sonora, anzi la colonna musicale, perché sennò la colonna sonora comprende tutto quello che c'è, dialoghi, suono ed effetti sonori in un film. E poi, cosa ha significato per te ritrovarti in un ambiente in cui hai vissuto l'emozionalità del cantare, dell'interpretare e del stare accanto a nomi titani della musica applicata alle immagini? Allora, la prima domanda qual era? Quanto è importante per te un festival come il Roma Film Music Festival? Allora, questo festival mette soprattutto in luce la musica dei film, che è la prima volta che io sappia, e penso che era dovuto, perché la musica è un po' l'anima dei film. L'anima, cioè dei personaggi, che proprio descrive solo con la musica l'anima dei personaggi, il carattere, la situazione. Quindi la musica penso che è una cosa fondamentale per il film. Senza musica manca, cioè è freddo il film. Penso che la musica leghi proprio tutte le immagini, aiuta anche alla comprensione di più. Cioè, io credo che la musica sia molto importante. L'emozione di tornare in questo posto? Sì, diciamo che ritornare in questo posto per me è rivedere un po' la sala dove io per tanti anni, tante volte venivo, lavoravo con Piccioni, Trovaioli, Morricone e tanti altri musicisti. Mi ricordo quei tempi, è un bel ricordo, quasi con nostalgia, perché erano tempi belli nel quale si cantava musiche belle, quelle musiche che oggi non ci stanno più e mi mancano un po', perché erano musiche che entravano nell'anima, che proprio descrivevano i personaggi, cioè descriveva l'animo dei personaggi, e questo penso che sia una cosa meravigliosa. Ti ringrazio veramente di cuore. Non so se sono stata esauriente, comunque. Perfetto. Grazie.